Eder. Mech. Pallister. La mattina di martedì 14 dicembre 2021 il quadro telefonico di Liliana Resinovic ruota attorno a due SIM Wind 3. La principale termina in 8877, intestata Liliana, e legata a un iPhone XS Max, codice email conclusivo 5980. La seconda, di servizio, termina in 7777, formalmente intestata a Sebastiano Visintin, ma in uso a Liliana. Associata a uno smartphone Samsung, email conclusivo 2240. Per Sebastiano risultano due linee Wind 3, la principale 7777, associata a un Samsung S21 email conclusivo 6670, e l'ulteriore 8805, associata a un Samsung Yesage email conclusivo 5300. Altre utenze citate nei decreti non generano traffico utile nell'intervallo considerato. Dagli atti non emergono SIM aggiuntive collegate agli email di Liliana o di Sebastiano. Nel corso del 14 dicembre la 8877 di Liliana aggancia solo celle compatibili con l'area domestica, via Carlo De Marchesetti numero 21 e via San Pelagio numero 15, ossia la bolla che copre via Verrocchio numero 2, domicilio della coppia. Solo in tarda serata questa SIM si sposta sul centro città, con aggancio coerente con Galleria Arrigo Protti numero 2 e con la questura di Trieste, dove Sebastiano si presenta per la denuncia. Traduzione semplice: il telefono ufficiale di Liliana non si muove da casa per l'intera giornata e finisce poi in mano al marito quando va in questura. La sequenza degli eventi in lettere chirurgica. Alle 8:22 dalla 8877 parte una chiamata di 96 secondi verso Claudio Sterpin, 0218, il cui telefono risulta sotto la cella di via Molino a Vento numero 104. Alle 10:56 Sterpin richiama la 8877 per 15 secondi, ma scatta la segreteria, invia quindi un messaggio SMMS. Alle 11:59 effettua un nuovo tentativo di 0 secondi. Alle 14:46 altra chiamata di 11 secondi. Alle 15:28 la 7777 di Sebastiano prova a chiamare la 8877 di Liliana, ancora 0 secondi, con instradamento compatibile con via Giacomo Matteotti numero 30. Alle 16:59 il fratello di Liliana, Sergio, 6112, parla per 189 secondi con la 8877. Da questo momento, annotano gli atti, quella linea risulta in uso a Sebastiano. Circostanza che lui stesso dichiara all'ufficio denunce. In serata, alle 18:12 e alle 19:11, Ilaria Scialino, 8173, chiama la 8877 per 110 e 140 secondi. A quel punto, con alta probabilità, a gestire la linea non è Liliana. La seconda SIM di Liliana, la 7777, non genera traffico dati e registra nel giorno solo tentativi di Sterpin 0218 da 0 secondi. Resta stabilmente sulla cella di via De Marchesetti. Alle 20:40 compare una conversazione tra Sergio, 6112, e la 7777. Gli atti precisano che verosimilmente a parlare sono Sebastiano e Sergio. Quadro d'insieme. Nel pomeriggio sera Sebastiano ha in mano almeno una delle due linee di Liliana e con buone ragioni gestisce anche l'altra. Gli spostamenti della principale di Sebastiano, 7777, il medesimo giorno rafforzano la ricostruzione. Dalle 7:54 alle 9:12 si muove verso Opicina, poi scende verso il centro con celle compatibili con l'area del magazzino in via Donadoni numero 36/A, luogo che Sebastiano indica nelle dichiarazioni rese in dicembre. Alle 8:24 la stessa SIM aggancia anche l'area di casa. Alle 8:14 il lettore targhe della polizia locale rileva il veicolo di coppia in via Marchesetti, angolo via Forlanini, e nello stesso arco minuto il telefono di Sebastiano transita sotto il ripetitore di via Marchesetti, numero 59. Forte coerenza tra rete e rilevamento stradale. Segue un vuoto di circa 2 ore. Dalle 12:10 la linea si sposta tra Padriciano, Basovizza e Centro, quindi torna su celle compatibili con casa tra le 13:45 e le 14:53. Dalle 15:57 resta su domicilio fino alla sera, quando aggancia alla questura per la denuncia. I giorni precedenti completano il contesto. Lunedì 13 dicembre, dalle 10:27 alle 16:08, sia la 8877 di Liliana, sia la 777 di Sebastiano agganciano celle slovene.
Sebastiano riferisce di una giornata in sauna con Liliana. Domenica 12 dicembre alle 18:06 la 8877 riceve una chiamata di 138 secondi da 6844. Gli atti ricordano precedenti amministrativi della coppia Onea-Zoicas in materia di cessioni di fabbricato, informazione di cornice, ma riportata nei documenti. 2 tasselli tecnici successivi dialogano bene con il quadro telefonico. Primo, la donna delle 8:42 ripresa in via Damiano Chiesa è ritenuta, da diverse letture tecnico-comparative, compatibile con Liliana Resinovic. Ciò si accorda con l'ipotesi che i telefoni siano rimasti a casa e che la persona ripresa si muova senza dispositivi o sia accompagnata. Secondo, le fibre gialle di natura tessile rilevate in autopsia si affiancano al video del 14 in cui Sebastiano indossa una maglia gialla sotto il giubbotto. Non sono prova isolata, ma nel contesto aumentano la coerenza di uno scenario di contatto e movimentazione riconducibili alla sua sfera. Sul piano metodologico, gli stessi atti ricordano che chiamate e messaggi via app, come WhatsApp o Instagram, non compaiono nei tabulati. Tuttavia, proprio l'assenza di traffico dati sulla 7777 di servizio, i ripetuti 0 secondi, la segreteria immediata e il mantenimento delle celle domestiche costituiscono un pattern forense classico di dispositivi non usati dall'intestataria e gestiti in modo passivo. Le tecniche peritali disponibili oggi, tra registro notifiche, log di rete locale, associazioni Wi-Fi, CE Bluetooth e metadati push, rafforzano l'interpretazione. Non vediamo conversazioni sulle app, ma vediamo assenza di vita digitale, lì dove in condizioni normali ci aspetteremmo notifiche. Sincronizzazioni, pallinature di rete. Il nodo tanatologico si incastra qui. La collocazione del corpo all'XOP fin dal 14 contrasta, sulla base di osservazioni tecniche rese note nel tempo, con lo stato di conservazione al ritrovamento. L'alternativa più coerente con i dati di cella e con la fisiopatologia cadaverica è una fase di custodia in ambiente coperto, asciutto e ventilato, a bassa temperatura, un garage, un magazzino, un locale tecnico, un box. In città non mancano spazi di questo tipo nella prossimità logistica di Sebastiano. Fra questi gli atti citano la zona di via Donadoni collegata al magazzino menzionato nelle sue stesse dichiarazioni. Se i telefoni restano a casa per disegnare una presenza, è verosimile che la persona non sia mai uscita con i dispositivi e che qualcun altro abbia gestito i tempi. A questo punto si può mettere in fila la catena causale usando criteri di ingegneria forense. Mezzi. Sebastiano ha accesso ai luoghi, mobilità autonoma tracciata dalla sua linea principale, possesso materiale della 8877 di Liliana dal tardo pomeriggio e probabile gestione anche della 7777. La combinazione SIM ferme sulle celle domestiche, persone e veicoli in movimento è compatibile con telefoni deliberatamente parcheggiati. Opportunità. La finestra critica è tra le 8:22 e le 11:59. Dopo l'ultima chiamata viva con Sterpin, Liliana non risponde più. In quel mentre, la linea di Sebastiano percorre Opicina, centro, area magazzino, casa, presentando vuoti temporali idonei a operazioni non tracciate dai tabulati. Controllo della narrazione. Dalla sera in poi la SIM principale di Liliana è nelle mani di Sebastiano, che gestisce le chiamate del fratello Sergio e di Ilaria e porta il telefono in questura. Elementi che gli attribuiscono regia comunicativa nelle ore decisive. Spiegazione più parsimoniosa, rasoio di Occam. Considerati telefoni fermi a casa, 0 secondi e segreterie, spostamenti autonomi di Sebastiano con colocalizzazioni a lettura targa, possesso serale della SIM di Liliana e incompatibilità tanatologica con una permanenza all'aperto sin dal mattino. Lo scenario che richiede meno assunzioni ad hoc è quello in cui Sebastiano ha determinato o codeterminato gli eventi della giornata e gestito dispositivi e tempi per orientare la percezione successiva. Applicando le regole note di propagazione radio, i criteri della digital forensics e i vincoli tanatologici, la probabilità condizionata dell'ipotesi di coinvolgimento diretto o quantomeno consapevole di Sebastiano Visintin è marcatamente superiore a quella dell'ipotesi di estraneità. In altri termini, i dati osservati convergono verso Sebastiano come baricentro operativo della vicenda, per mezzi, opportunità e controllo della narrazione, e rendono verosimile che egli abbia avuto un ruolo causale nelle ore centrali, o al minimo
sapesse che cosa fosse accaduto a Liliana e abbia gestito i dispositivi per costruire un quadro alternativo. La decisione giuridica spetta ai giudici, ma sul piano scientifico forense, con le conoscenze disponibili ad ottobre-novembre 2025, tutti i vettori probatori puntano nella stessa direzione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.